Con la festa del 1° maggio si chiude il periodo dei ponti di primavera che per la Liguria, nonostante le incertezze del meteo, è coinciso con numeri più che positivi sul fronte delle presenze turistiche. In attesa di dati ufficiali, sulla scia di quelli registrati a marzo, dal 1 al 28 del mese un più 20,48% di arrivi e un più 8,12% di presenze in tutta la regione, i dati relativi ad aprile che emergono dai siti di prenotazione online collocano la regione ai primi posti in Italia per tasso di affollamento delle strutture ricettive, con un valore di oltre il 90%. Come da tradizione, da Levante a Ponente i turisti non hanno affollato solo le spiagge, fatto che conferma come la regione sia sempre più meta privilegiata non solo di turismo balneare, ma anche culturale, escursionistico, sportivo e ovviamente enogastronomico. Particolarmente gettonati il Monte di Portofino e i suoi sentieri, presi d'assalto utilizzando i battelli messi a disposizione nel Tigullio, ma anche il Golfo dei Poeti con Lerici e Portovenere. Genova si conferma città d'arte di grande attenzione e si sono riviste le code di fronte ai suoi palazzi storici. Risultati dunque positivi nonostante un meteo che ha condizionato alcuni giorni di vacanza e che avrà ulteriori sviluppi in negativo anche nei prossimi giorni. L'approssimarsi di questo nucleo freddo sul centro Europa che attiverà dei contrasti e dei flussi da sud anche sul nostro territorio, quindi possibili questa volta delle precipitazioni più a carattere di rovescio, e questo dinamismo raggiungerà il suo culmine poi nella giornata di sabato, a cavallo di sabato e domenica, quando l'aria fredda oltrepasserà l'arco alpino, quindi accenderà dei contrasti sia sulla pianura padana, dove sono attesi dei temporali anche di forte intensità, con una possibile anche sul Levante ligure, e chiaramente quest'aria fredda produrrà dei forti contrasti dove agirà, e quindi si potrebbero avere anche dei temporali con delle grandinate o dei rinforzi di vento.